Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Due sinisti della strada registrati a pochi minuti l'uno dall'altro in provincia di Udine questa mattina. Le telefoto documentano il secondo. Il primo alle 7.30 lungo la strada statale 14 a Palazzolo dello Stella, scontro tra auto e pullman di linea. L'uomo alla guida della vettura è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Ratisana per le ferite lievi riportate nell'impatto. Illesi il conducente e le persone a bordo della corriera. Rilievi da parte dei carabinieri. Il secondo alle 7.50 lungo la strada regionale 463 a Flaibano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. Scontro tra auto e mezzo pesante. I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro. La conducente dell'autovettura, rimasta ferita, è stata trasportata presso l'ospedale di Udine dal personale sanitario del 118, grave ma fuori pericolo di vita. Rilievi da parte della polizia locale di Sedegliano. Punta di piedi nelle classi per fornire un aiuto concreto non solo agli studenti ma anche agli insegnanti. Gli psicologi eserciteranno un ruolo cardine nell'accompagnare l'individuo e il gruppo classe ad affrontare le problematiche del rientro in presenza a scuola. È arrivata pressante questa richiesta da parte di numerosi dirigenti degli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia in vista della ripresa odierna. Lo rende noto l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia attraverso i consiglieri dell'Ordine, referenti per l'Ordine di Psicologia Scolastica Valentina Segato e Itztok Spetish. Dunque, non solo lo sportello, sempre proseguito anche nei mesi di DAD, didattica a distanza, in modalità online, ma anche interventi in circle time, il cosiddetto tempo del cerchio, attraverso cui avviare momenti di dialogo e condivisione assieme agli insegnanti per l'educazione psicoemotiva di classe. Sabato 6 febbraio, ore 14.30, Piazza Primo Maggio, a Udine. Vi aspettiamo. Il popolo delle partite IVA torna in piazza. Hanno aderito commercianti, artigiani, esercenti, gestori delle palestre, ambulanti, gestori delle piscine, agricoltori. Dobbiamo dare un segnale forte che così non possiamo andare avanti. Abbiamo bisogno di riaprire le attività con orari normali, regole certe che rispetteremo, ma dobbiamo riaprire perché altrimenti questa regione finisce in un baratro da cui non si rialzerà più. Vi aspettiamo. I cantieri di ristrutturazione dell'edificio sito presso il Civico 15 di via Adelaide Ristoria Cividale, nel centro storico della cittadina ducale, hanno permesso ancora una volta di mostrare l'importanza dell'archeologia urbana come mezzo per scoprire e far conoscere l'articolato tessuto abitativo della città, in particolare dell'antica Forum Iuli, grazie alle analisi stratigrafiche condotte negli ultimi scavi. Le indagini, svolte dalla ditta Archeotest Srl, sono state condotte sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo Angela Borzacconi per conto della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che ha sostenuto economicamente i lavori in sinergia con la committenza, l'impresa Tilati, in osservanza alla normale prassi di controllo a cui è sottoposto l'intero centro storico corrispondente al buffer zona UNESCO. Dal 2011 Cividale è parte del sito seriale I Longobardi in Italia, i luoghi del potere dal 568 al 774 d.C., nonché alcune aree sensibili del restante comprensorio.
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.